Ciao ragazzi, una delle cose che così mi ha forse un po' restituito l'isolamento da coronavirus è il senso dello spazio in casa, perché vivendoci per parecchi giorni, per 24 ore al giorno, uno si rende conto magari di cose a cui prima non pensava, come per esempio l'ottimizzazione degli spazi, anche per finalità produttive, vegetali in particolare, perché forse voi non lo sapete, qualcuno di voi magari sì, ma altri no. Il balcone può diventare il vostro orto. Basta poco. Cosa stai facendo, Alessandra? Sto allestendo un terrazzino. La signora in questione si è innamorata del far cucina a casa, quindi sperimentare molte ricette nuove, e così parlando gli ho detto: ma tu gli aromi li hai, li usi? Fa rosmarino e salvia, vedi, guarda che bellissima salvia, foglia larga, buonissima anche per fare gli antipasti con una fogliolina impanata, oppure il rosmarino, che noi consigliamo anche questo bellissimo rosmarino prostrato o strisciante o della Corsica, ha diversi nomi, però rimane sempre un rosmarino con profumi particolari, molto intensi, poi lo potrai sentire, è diverso dall'officinalis. Poi cos'altro c'è su questo carretto? Ecco, alla signora quindi poi ho proposto di fare un angolo con aromatiche sempreverdi, il timo, lo troviamo a foglia variegata, e quest'altro bellissimo timo in fioritura. Ah, che bello, bellissimo. Ecco, che poi la signora può anche raccogliere e essiccare. Beh, la signora magari lo fa su camì, Alessandra. Certo, sì, sai, io stavo parlando della mia cliente, ma... Con pollice verde mica non... disastro. Comunque no, ma sai, le erbe officinalis sono erbe anche spontanee della nostra macchia mediterranea, quindi si adattano bene anche a situazioni difficili come quello di un balcone, che magari abbandoniamo d'estate per uscire, quindi manca l'acqua, ma con piccoli accorgimenti riusciamo anche in questa situazione di disagio ad avere piante belle come le nostre. Di quanta cura, di quanta manutenzione hanno bisogno queste piante? Ma diremo, la cosa principale è un buon terreno, quindi quando noi coltiviamo le piante in vaso le mettiamo in una condizione di disagio, quindi la prima cosa a cui dobbiamo pensare è acquistare un terreno di ottima qualità. Allora, sono quasi sempre torbe quelle che usiamo, ce ne sono diversi tipi, la torba bionda è quella più usata e ci dà la possibilità di mantenere in salute questa pianta, e naturalmente non dimentichiamo di nutrirle le nostre piante, anche con concimi organici biologici. Questo ad esempio è un concime che deriva dai vegetali. Se parliamo di prezzemolo o basilico, sono odori annuali. Il basilico come prezzemolo sono destinati a morire, e quindi il prossimo anno rinnoverò il mio vaso. Quando invece nel mio vaso metto un timo, un alloro, guarda questo alloro fatto da tanti semini, guarda che spettacolo. Questi sono continui, sono sempre verdi, si addormentano soltanto durante l'inverno. Esatto, ma li puoi usare anche durante l'inverno. Dobbiamo ricordarci di rinvasare, vuol dire butto via tutto, butto il vaso, quant'altro, no, tolgo la pianta dal suo vaso, guarda, tipo facciamo come questo sedano di minuto, vedi che ha tutto il vasino rotto, guarda, ecco, guarda come vive. E si sostituisce il contenitore. Esatto, in questo caso perché è rotto sostituisco il contenitore, altrimenti facciamo finta che sia un vaso molto grande, io vado semplicemente ad eliminare un po' di radici e di terreno, ok? Metto nel vasino del terreno nuovo e ripianto la pianta nello stesso vasino. Quindi è semplice, voglio dire. È molto semplice. Però è un'accortezza che va comunicata, questa. Sì. La pianta sta nel suo vaso per diversi anni, ma almeno ogni 2 anni io devo togliere la pianta dal vaso, tagliare un po' di radici e rimettere terreno nuovo. Anche tu hai il pollice verde da balcone? Sì, anche io ho il pollice verde da balcone. E sai che cosa abbiamo fatto quest'anno?
una battuta di un nostro fornitore che mi dice: avete tutti quei vasi vuoti, ma perché non vi fate un orto? È questo. E quindi ho detto, io che spiego alle signore come coltivare le aromatiche in balcone, anch'io ho provato a mettere le piante da orto in vaso, e anche questo vaso, come puoi vedere, può stare sul balcone e quindi avere tutta la produzione delle solanacee, il peperone, Eccolo qua. il pomodoro, Pomodori. la melanzana e poi perché non aggiungere anche una zucchina? Perché è vero che loro in piena terra strisciano e occupano molto terreno, ma anche le zucchine le posso fare come per i pomodori, mettere il suo tutore. Io tengo la pianta e raccolgo le zucchine Quindi in verticale, cosiddetto. sul balcone nasce il minestrone. Mi Ho fatto piace. rima. Bello Stefano, sì, con tutti gli odori e con tutte le piante, che naturalmente anche la patata la puoi coltivare. Guarda Stefano, E questo? e questo ne vogliamo parlare? Altra pianta da balcone. Cos'è? Piccoli frutti? Altra pianta da balcone, i lamponi, Ma va. lampone rosso, lampone giallo, more senza spine e le fragole che poi ti farò vedere con fiore rosso da bosco. Anzi, sì, adesso andiamo a vedere una fragolina che è nata sotto al bosco di Giorgio. Ecco la fragolina di bosco. E queste però bisogna anche mangiarle. Ma che bella, si può tastarla? Sì, sentirai. Sentiamo. Poi non per essere di parte, ma questa è la fragola di bosco alexandrina. Io come mi chiamo? Alessandra? Alessandra, quindi non poteva essere che buona. Allora l'assaggio io, Vai, assaggiali, guarda, sono buonissime e sono sotto un bosco di carpino, fragoline Ragazzi, di bosco. è dolcissima. Io ne approfitto, posso? Eccole qua, guardate qua. Queste sono le fragoline nate sul balcone. O che possono nascere sui vostri balconi. Hanno una dolcezza incredibile. Mamma che buone! Cambio casa, mi compro un balcone più grande e fa una bella piantagione di fragoline.